Giornata calda, spettatori 600 circa, San Bonifacio dei quali 200 mantovani. Mister Archimede Graziani dà fiducia a buona parte della squadra che ha superato il Renate. Gli unici cambi sono Burato al posto di Pettarin e Colonetti dal primo minuto e Girelli al posto di Zaninelli infortunato. L'inizio del Mantova è traumatico, dopo 2 minuti Fonte a terra al limite dell'area Zanetti, ma l'arbitro lascia proseguire. Passano 2 minuti e Spinale commette fallo al limite, Brighenti colpisce infilando all'incrocio. La San Bonifacese è carica come una molla e l'ex Creati chiude in sostanza l'incontro al 10°. L'ex centrocampista biancorosso raccoglie un pallone sulla tre quarti ed infila Bellodi ancora all'incrocio dei pali. Il Mantova prova a scuotersi, al 16° del Sante sfonda centralmente ma sfiora il palo. 3 minuti dopo l'azione si snoda sulla sinistra, Albanese mette al centro per Franchi che non colpisce e Spinale che poi non sarà preciso. Mister Graziani inserisce Vignali per Albanese ma il copione non cambia, al 35° Franchi ci prova ma la conclusione è alta, il tempo si chiude con un altro tentativo di Del Sante con palla fuori. Inizia il secondo tempo con Pettarina al posto del deludente Burato ma la partita non si sblocca, dopo un minuto Del Sante non inquadra la porta, in campo sale anche Noman al posto di Girelli ma ancora nulla, si arriva al 30° con la San Bonifacese che fa il tris, dopo un salvataggio sulla linea di Caruso su un colpo di testa di Daldegan nel proseguo dell'azione Montagnani di controbalzo, infila ancora Bellodi all'incrocio dei pali. Il Mantova è finito e nel finale subisce anche la quarta rete con il giovane mantovano Beccaria che è subentrato nel finale bravo ad anticipare Bellodi in uscita dopo un errore difensivo di Bersi.